tutti. Giorgio Porrà dal palazzetto di Pistoia con la collaborazione e l'ausilio di Alberto Chicca alla regia per la telecronaca dell'incontro tra Esperia Vini di Sardegna e Sici Roseto. È il primo match spareggio per la permanenza nella B1 di basket. Un saluto anche agli amici di Antenna 1 di Roseto, televisione emittente per la quale stiamo realizzando questa telecronaca, oltre naturalmente un saluto anche agli amici sportivi di Videolina. Roseto ed Esperia sono già sul parquet per la palla 2, gli arbitri sono Palma e Melloni di Brindisi. Esperia schiera Zeno, Turella, Lorenzi, Lai, Foschini, e Roseto risponde con Stama, Iardella, Marella, Aprea e Malcanci. Iniziativa dell'Esperia con Turella sotto misura, errore di Turella, ma c'è il fallo del numero 12 Malcangi. Primo fallo del Roseto, in lunetta c'è Massimo Turella, giocatore in crescendo in questo ultimo scorcio della stagione, giocatore fondamentale per Esperia di Bocci, che aveva proprio stentato nel resto della stagione proprio per la discontinuità di alcuni suoi giocatori chiave. Turella era uno di questi, insieme direi soprattutto a Michele Zeno. È un'atmosfera direi poco favorevole per l'Esperia, ricorda molto il clima di Caserta di 2 anni fa, quando l'Esperia fu battuta, fu frantumata direi dal Trapani di Mannella in uno spareggio senza storia, uno spareggio subito appannaggio dei ragazzi di Michelini. Anche allora il palazzetto di Caserta era pieno di sostenitori siciliani. Turella ha fallito entrambi i liberi e questa la dice lunga sulla tensione che c'è in campo stasera. Iniziativa di Stama, uno dei giocatori più pericolosi, la sua conclusione da fuori va però a finire sullo ferro, contropiede di Lai, Foschini si batte bene, Malcangi stoppata, ancora Turella interviene ma la palla è di Marella, viene consegnata nelle mani di Aprea. Dicevo di sostenitori rosetani, 4 pullman, numerose macchine private, sono almeno 700 i sostenitori del Roseto giunti qui a Caserta, fanno tipo d'inferno proprio nella tribuna qui sotto di noi, mentre direi decisamente sparuto il gruppo cagliaritano nella tribuna di fronte, gruppo nel quale spicca il maglione giallo di Nini Ardito, uno dei maggiori arbitri italiani di qualche anno fa. Intanto le squadre sono sempre sullo 0-0, c'è Turella che butta via questo pallone. Dicevo, grande tensione, è passato un minuto e ancora il risultato è 2 minuti, anzi il risultato è bloccato sullo 0-0. Marella, bel movimento del Marella che rompe il ghiaccio. 2-0 per il Roseto. Marella è il giocatore, una vecchia conoscenza dell'Esperia, giocava nella Spondilatte Marella quando l'Esperia fallì il passaggio nella A2 qualche stagione fa naturalmente. C'è fallo ancora su Turella, molto attivo nell'area rosetana, fallo ancora su di lui e Turella può ancora andare in lunetta. Anche Roseto ha una bella storia cestistica. 8 anni fa, ci ricordava il collega Carlo Varani appunto di Antenna 1, il Roseto militava in Serie A e perse in quella stagione lo spareggio per restare nella massima serie, o perlomeno nella A2. Poi qualche anno di transizione, poi Roseto è tornato prevalentemente in B1, mentre Turella riesce a pareggiare 2-2 con 2 liberi, 2 personali messi a segno da Turella. Sono a uomo, l'Esperia è a uomo, vedete Foschini che cerca di frenare Iardella che va a realizzare sotto misura. Anche Iardella, uomo dal grande pedigree, dal grande curriculum, militava nella formazione di Roma con Bianchini qualche stagione fa e si ricopre di gloria appunto con quella formazione che dominò in Italia, dominò anche in Europa. Ancora Lai cerca di battere sul tempo la difesa del Roseto, Foschini prova da fuori ma c'è un fallo del numero 10 Aprea su Lai in percussione, è il secondo fallo di Aprea. 4-2 per il Roseto. Lorenzi da fuori, realizza Lorenzi. 4 pari con Aprea che è in posta. Vedete Zeno che segue Stama, giocatore molto pericoloso, un bel tiratore, mentre c'è Marella
pressato da Turella, non riesce a realizzare. Zeno in contropiede, davanti Stama, si ferma, realizza, si porta in vantaggio l'Esperia 6-4 dopo 3 minuti, mentre intensifica per un attimo la pressione difensiva Foschini, ma poi si porta subito su Iardella. Lai contro Aprea, Stama sul quale c'è Zeno, brucia sul tempo Stama, Zeno si lancia a canestro, viene fermato fallosamente da Turella. Esperia uomo, Roseto a zona, uomini più pericolosi del Roseto, perlomeno gli uomini più temuti da Bocci sono senz'altro Stama, che vedete adesso in lunetta, Iardella e direi anche Marella. Va dentro un po' fortunosamente questo primo libero di Stama. Punteggio ancora in equilibrio, 6 pari con questo libero di Stama. Ancora Lai che imposta, anche Lai attraversa un ottimo momento di forma. Zeno finta il tiro, cerca spazio, scarica su Turella, ancora Lorenzi, pressato da Malcangi, si muove bene Lorenzi, fallisce la conclusione e poi innesca di contropiede Aprea. Iardella 1 contro 1, sbaglia Iardella, ma c'era un fallo precedente di Foschini su di lui. Ancora 6 pari, punteggio in equilibrio, mentre i sostenitori rosetani non fanno mancare il loro incitamento alla squadra. Iardella canestro, in vantaggio il Roseto 7-6 dopo 3 minuti. 2 punti di vantaggio per la formazione in maglia azzurra. Oltre ad Esperia e Roseto, a questi spareggi partecipa, come sapete, anche il Bergamo, che oggi riposa. La vincente di questo confronto tra Esperia e Roseto giocherà domani con il Bergamo. E la formula prevede che in caso di arrivo in volata, nel senso che se ogni squadra vincerà una partita, si salverà automaticamente la squadra con la migliore differenza canestri. Gli altri due invece disputeranno un altro spareggio lunedì. Fallo di Zeno, si fa un po' precaria la situazione falli dell'Esperia. Questo è il primo fallo di Michele Zeno. Ancora rimessa affidata a Iardella su Marella. Aprea pressato molto da vicino da Lai. C'è Lorenzi su Marella, Zeno su Stama, Foschini su Iardella, Turella su Malcangi. Ancora fallo di Zeno, il secondo fallo. Va la rimessa a Iardella, 4 minuti 8-6 per il Roseto. Aprea si libera Stama, finta il tiro, brucia Zeno, si eleva in sospensione, errore di Stama, rimbalzo di Foschini, contropiede di Lai, c'è Zeno libero ma preferisce scaricare su Turella. Lai, tra l'altro Turella frana su Lai dopo aver realizzato il canestro, niente di grave, parità. Contro Lai, mentre Bocci invita i suoi a una maggiore attenzione difensiva. Iardella si ferma, erroraccio di Iardella, contropiede ancora di Lai, sbaglia Foschini e precipita sul terreno di gioco. C'è il contropiede di Stama che va a realizzare aiutandosi con il tabellone. 2 punti di vantaggio per il Roseto, mentre Foschini protesta con l'arbitro Mellone. Turella, Lai, nell'angolo c'è Zeno, poco spazio per il tiro di Zeno. Foschini, Turella, classico movimento di Turella che si gira bene, vede il canestro, viene però fermato fallosamente da Malcangi. Ancora Turella in lunette. 10-8 per il Roseto. Turella ha la possibilità di impattare le sorti. Non è una partita malvagia di queste prime battute. Buona vivacità
capacità offensiva di entrambe le squadre. L'Esperia si distende bene in contropiede, ha qualche difficoltà a finalizzare queste sue percussioni e ha qualche difficoltà anche in lunetta. Vedete il Turella che ha sbagliato anche il libero di troppo, realizza ora un punto da recuperare per l'Esperia, ma è ovviamente difficile mantenere saldezza di nervi e la giusta concentrazione in una partita secca, in una partita a spareggio come questa. Marella pressato da Lorenzi e Turella, buona difesa dell'Esperia che recupera palla con Zeno. Foschini prova la conclusione, non prende neanche il ferro e può andare a canestro Iardella, fuori dalla linea di 6,25 Aprea, a canestro Aprea, è il primo tiro da 3 della partita. Lo piazza molto bene il Roseto col suo play Aprea. 13-9, si stacca, piccolo allungo, piccolo brecchino del Roseto. Vediamo come replicherà l'Esperia. Zeno cerca subito il canestro, ma davanti Malcangi preferisce scaricare. Lorenzi, ancora Zeno, è libero, a canestro Zeno. Canestro da 3 anche di Zeno, fuochi d'artificio in queste ultime battute, prima Aprea, poi Zeno. 13-11 per il Roseto, 6 minuti di gioco. Iardella, Aprea prova ancora da 3, fallo di Lai, si sta caricando pericolosamente di falli l'Esperia. Questo è soltanto il primo fallo di Lai, ma i falli sono distribuiti da quasi tutti i giocatori granate. In lunetta ancora Aprea, molto vivace, molto positivo in questo decollo di partita. Sbaglia adesso Aprea. In panchina l'Esperia sbaglia anche il secondo, ma ovviamente è un altro libero a disposizione, non tiro da 3 quello di Aprea. Vi dicevo, in panchina dell'Esperia Bruno Ligia, il vice di Bocci. Di Matteo, errore ancora di Aprea, recupera palla Malcangi, ma la palla finisce out dell'Esperia. Vi dicevo, in panchina dell'Esperia Di Matteo, Serra, Pillos, Zorzolo, Pampana, Porcu e il medico Tamburini. Lai, Turella contro Marella, Foschini da 3 ancora, canestro di Foschini, 2 bombe per l'Esperia che ora supera di un punto il Roseto. 2 bombe provvidenziali di Zeno e Foschini hanno fatto impennare l'Esperia e ora un punto di vantaggio sul Roseto. Sono passati 7 minuti di gioco. Malcangi, 3 giocatori su di lui, palla fuori, ma ancora affidata al Roseto. E Iardella, su quale c'è sempre Foschini. Malcangi marcato da lontano da Turella, ora Malcangi prova l'assolo, pasticcia un po', commette passi, infrazione di passi. Buona la difesa di Turella. Turella, vi dicevo in apertura, cresciuto, riesce a disciplinare i suoi impeti agonistici, non fa più falli come una volta, li fa fare i suoi avversari, questo è sicuramente un dato positivo. Si fa vedere Turella, sempre mancato da Marella, la palla è per Lorenzi. Turella, eccolo qui, ferro, Zeno, rimbalzo di Zeno, sospensione, ancora un errore, rimbalzo di Marella. Aprea, 2 contro 2, Stama si ferma, cerca ancora il tabellone, questa volta non lo trova. E il contropiede, percussione, folata di Zeno, a canestro, no, errore di Zeno, rimbalzo di Iardella, molti errori da parte di tutte e 2 le squadre. Ora è Malcangi a schiacciare, sale l'urlo dei tifosi rosetani. Ancora sorpasso rosetano e ho l'impressione che questa partita procederà su questi binari, cioè su un equilibrio sempre precario. Adesso è sopra il Roseto, un punto, 8 minuti di gioco. Bellissima iniziativa di Lai, assist per Lorenzi. Non a caso l'Esperia in tutta la B1, nonostante abbia concluso la sua stagione regolare in una posizione non certamente di preeminenza, diciamo l'Esperia è prima nella classifica particolare per quanto riguarda gli assist, il numero degli assist a partita. Stama da 3, errore, fallo ancora di Lai. E Bocci comincia ad agitarsi e chiede giustamente minuto. È il secondo fallo di Lai e la situazione dei falli dell'Esperia non è certamente delle più rosee.
Vi dicevo prima della panchina esperina, vediamo un pochettino cosa succede in quella del Roseto, vi dicevo le formazioni, vi dicevo il quintetto, vediamo anche il resto della formazione, con il numero 6 Chiappini, 7 Pucci, 8 Iardella, 9 Verrigni, 10 Aprea, 11 Scaranzin, 12 Malcangi, 13 Battistoni, 14 Stama, 15 Marella, in panchina c'è Bertolassi. Una B1, quella di quest'anno, che ha promosso ai playoff formazioni che godevano dei favori del pronostico alla vigilia, e cioè Ticino-Siena, Trapani, San Giorgese, Benatimola, Imola che ha superato proprio addirittura d'arrivo la Ipercup Ferrara, o meglio non addirittura d'arrivo ma per la migliore differenza canestri. Per quanto riguarda invece le due formazioni in campo stasera, l'Esperia ha superato nell'ultima partita il Borghi Modena, ha subito frantumato, rotto le velleità del Modena nei primi minuti, non ha avuto storia la partita di domenica scorsa, mentre il Roseto è andato a perdere con l'Imola, Imola che doveva vincere assolutamente per trovare posto nella griglia dei playoff. Bella iniziativa di Stama, ferro ancora di Stama, ma miracolosamente la palla finisce dentro. Immagino sia un tap-in di Malcangi, lo conferma anche lo speaker. Pasticcio brutto di Lai, la palla viene recuperata da Foschini. Lorenzi ha 3 uomini su di lui, non prende il ferro Lorenzi, c'è ancora Zeno, chiama palla Lai, la riceve in questo momento, Zeno stava andando a tirare, Lai l'ha richiamato all'ordine, bel pallone di Lorenzi su Foschini che viene fermato fallosamente da Iardella e Foschini può andare in lunetta. Una partita, un risultato che invece ha fatto discutere e non riguarda naturalmente né Esperia né Roseto, è quello del Bergamo, che domenica scorsa è andato a vincere nella tana dell'Avellino, dove in precedenza avevano vinto soltanto le prime della classe. Una vittoria di un punto che ha fatto scattare un'inchiesta federale chiesta puntualmente da Esperia e Roseto. Canestro di Foschini, parità 17 pari, ancora Foschini, ancora sorpasso. Ancora da giocare 11 minuti e 16 secondi in questa prima frazione di gioco. Ancora uomo l'Esperia e marcature sempre uguali, con Aprea che ha sempre Lai davanti, iniziativa di Iardella che sbaglia, rimbalzo di Turella. Lai vede Foschini, pallone imprendibile per Foschini, finisce fuori ovviamente rosetano. Iardella da fuori, errore, ancora palla sul tabellone, ancora contropiede, perfetto questo contropiede dell'Esperia, la più bella trama di gioco intessuta da Granata in questo decollo di partita. Va a chiudere Foschini, 20-17 per l'Esperia. Eccolo qui il Berchino Granata, 3 punti di vantaggio per gli uomini di Bocci. Aprea frana su Turella e c'è sfondo di Aprea, la conferma di quanto vi stavo dicendo in precedenza. Eccolo qui Turella, capace di mettere a frutto il suo mestiere, la sua esperienza. 20-17 per l'Esperia. Di vantaggio per l'Esperia, mentre Bertolassi, il coach del Roseto, richiama in panchina Aprea che ha un gesto di stizza, sbatte sul terreno di gioco l'asciugamano e al suo posto entra il numero 13 Battistoni. A palla Turella, vede Lorenzi sul quale interviene in anticipo Stama, ma recupera palla ancora Lorenzi, a centro area c'è Turella, Foschini recupera palla e va a realizzare. E adesso l'Esperia si stacca un pochino, 22-17, salta in aria la panchina esperina, è il primo vero allungo dell'Esperia in questa partita. Turella, anzi Marella scusate, Malcangi contro Turella, Malcangi riesce a realizzare, 22-19. Stama recupera un bel pallone e il neo entrato Battistoni può amministrare questa azione rosettana. Lai su di lui, palla per Marella, fallo ancora di Lorenzi. Disciplinatamente si autoaccusa del fallo Lorenzi, alza la mano, primo fallo di Lorenzi.
Iardella per Marella, ancora Battistoni, più ragionatore di Aprea ci pare. Palla per Marella, si libera bene Marella ma non ha fortuna, si lamenta con gli arbitri per un presunto fallo di Lorenzi, ma può ancora manovrare l'Esperia. Lorenzi molto libero sotto canestro, prova il gancio, c'è una gomitata su di lui o di Marella o di Malcangi, probabilmente di Marella. Esce Marella, entra Silas Garanzin, mentre in lunetta c'è Lorenzi. Va a canestro Lorenzi, 23-19, restano da giocare 8 minuti e 54 secondi. Punteggio abbastanza basso, abbastanza prevedibile in un match spareggio come questo. Ancora Iardella contro Foschini, Battistoni cerca la penetrazione, scarica su Stama che ancora carica il tiro, non ha fortuna Stama, non ha la mano caldissima stasera Stama. Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre, l'Esperia aveva vinto a Roseto nella stagione regolare, il Roseto invece ha vinto sul parquet cagliaritano. Ancora Foschini, molto brillante Foschini sotto misura. 25-19 per l'Esperia e molto merito di questo vantaggio è sicuramente di Nicola Foschini, arrivato al Cagliari come uno degli acquisti meno gettonati, che invece si è imposto come uno dei giocatori più esperini, per usare un'espressione colorita ma molto emblematica, molto significativa. Silas Garanzin al suo primo tentativo fa centro, 25-21. Non riesce a trovare Lai, Foschini non riesce a trovare Foschini in questo lancio sotto misura. La palla finisce fuori e ancora Granata. Rimessa di Foschini per Turella, Lai nell'angolo. Non riesce a ricevere palla Foschini, ancora Lorenzi, ancora Lai. Secondi per andare al tiro, Lai a solo, splendido Lai, una penetrazione tipica, classica del play esperino, 27-21 per l'Esperia che riesce a tenere il comando di questa partita. Battistoni scarica Malcangi, ancora su Scaranzina, ancora Stama, cerca spazio Malcangi contro Turella, si avvita bene sotto misura Malcangi, va a realizzare 27-23 per l'Esperia. Ancora manovra Lai, Carlo Varani, match in equilibrio, l'Esperia insiste col soppintetto, invece il Roseto ha dovuto modificare qualcosa. Mi pare che l'Esperia abbia trovato un buon Lai, mentre invece il Roseto fatica un po' in cabina di regia. Esatto, poi tra l'altro Aprea è uscito per 3 falli, quindi è un'assenza piuttosto importante per il Roseto, che già deve fare a meno di Meglioli, che è infortunato, quindi non è assolutamente in campo. È una situazione un po' delicata, infatti vediamo adesso che rientra Aprea. Battistoni non è un playmaker e per il Roseto è un momento un pochino delicato, ha subito un passivo, adesso sta cercando il recupero, ma la vedo piuttosto difficile questa. Sentivo Bocci prima della partita, lui temeva molto Stama, le iniziative offensive di Stama che non mi sembra di avere la mano molto calda stasera. No, Stama ha avuto un anno piuttosto particolare quest'anno, domenica scorsa a Imola è tornato come ai vecchi tempi e stasera sembra un pochino in difficoltà come lo era nelle partite precedenti. Previsioni questo finale primo tempo? Ma io penso in un equilibrio come è stato gran parte di tutto il primo tempo. Grazie. Riprendiamo in cronaca diretta, 28-23 per l'Esperia, iniziativa di Iardella, palla che sbatte sul tabellone, la butta fuori Scaranzin, protesta il pubblico, protestano anche i giocatori in maglia azzurra, ma la palla è Granata. 6 minuti e 29 da giocare, 28-23 per l'Esperia.
Penetrazione ancora di Lai, imprendibile Lai, ma la palla sbatte sul ferro malignamente e beffardamente e favorisce il contropiede di Iardella. Sbaglia anche Iardella. Palla ripresa da Aprea, che, come sottolineava Carlo Varani, era entrato in campo per avvicendare Battistoni. Iardella, ancora Aprea, Stama, sospensione. Ancora un errore di Stama, rimbalzo di Foschini, contropiede velocissimo, sta giocando molto bene in velocità l'Esperia e pasticcia un po' Lorenzi, la palla finisce fuori e in mano al Roseto. Vi dicevo che l'Esperia sta distendendosi molto bene in velocità. Quando Lai trova le coordinate giuste, indovina i ritmi giusti, difficilmente l'Esperia fallisce le cadenze da impostare la gara. Stama ancora, riprova a canestro questa volta. 28-25, si riavvicina il Roseto. Foschini solissimo, può andare a realizzare molto bene Foschini, lui e Lai. Foschini e Lai stanno tenendo in quota l'Esperia mentre sta riscaldandosi Stefano Pilloso. Vedete le disposizioni impartite dal coach Bocci. Scaranzin, Malcangi, mattonata contro il tabellone, ancora Foschini solissimo, va a realizzare da solo, convalida il canestro l'arbitro Mellone, mentre sta entrando Pillosu, dà il cambio Lai. 32-25 per l'Esperia. Sul parquet, come vedete, c'è Stama, si rialza prontamente, niente di grave per lui fortunatamente. Mentre c'è il minuto chiesto da Bocci, ci pare. Dunque, avvicendamento nelle file Granata, è uscito Pippo Lai, molto positivo secondo me in questi 15 minuti del primo tempo. Al suo posto c'è Stefano Pillosu, classica arma tattica spinto sul parquet per elevare i ritmi, per cambiare volto al match, anche se quest'anno Pillosu non ha avuto una stagione fortunatissima, spesso sacrificato in panchina soprattutto durante la fallimentare gestione Bertacchi. Con Bocci ha riavuto lo spazio che merita. Vediamo che contributo darà in questo match. Pillosu va su Aprea, e il solito moscerino lo sta confermando anche in questi primi passi sul parquet, si appiccica su Aprea, non lo fa giocare. Mentre c'è un'iniziativa di Scaranzin, fallisce sciaguratamente anche questa iniziativa di Scaranzin. Non stanno giocando una grande partita i lunghi del Roseto. 32-25 per l'Esperia, che può amministrare palla con Pillosu. Cerca la penetrazione, Turella sotto. Filtrano bene questi palloni sotto misura dell'Esperia, sia Lai che Pillosu, come in questa occasione. Stanno dando palloni importanti ai centri dell'Esperia. E ancora Turella può andare in lunetta. 4 minuti 31 secondi alla fine di questo primo tempo tra Esperia e Roseto. Turella in lunetta. A canestro Turella, 33-25. A canestro anche il secondo, 34-25. Questo è il massimo vantaggio dell'Esperia. Ancora Pillosu su Aprea. Iardella cerca la soluzione di forza Iardella, su di lui commette fallo Pillosu. Può andare in lunetta Iardella, perché le due squadre già da qualche minuto hanno raggiunto il bonus dei 7 falli di squadra. Iardella in lunetta, 4 primi, 19 secondi alla fine. Non smettono neanche per un attimo i tifosi rosettani di incitare la propria formazione. Silenzio assoluto da parte cagliaritana, ma non potrebbe essere altrimenti. Saranno una ventina i sostenitori isolani giunti sino a Pistoia. 34-27. Esperia la possibilità di amministrare questo piccolo patrimonio di punti. Turella prova la conclusione dalla distanza, non ha fortuna Turella. Scattano prontamente i meccanismi difensivi Granata, Marella,
Difficoltà nella circolazione di palla per il Roseto e difficoltà a trovare sbocchi per il tiro, soprattutto per i piccoli. Aprea, forzata questa conclusione di Aprea, a fortuna, però il piccolo di Bertolassi va a canestro grazie anche al ferro. 34-29, 3-36, ancora un minuto. Hanno molto da dire i rispettivi coach alle loro formazioni, mentre i tifosi rosetani fanno un baccano d'inferno qui sotto. Non so se riuscite a sentire i cori dei tifosi del Roseto, chiaramente se la prendono con i giocatori più rappresentativi dell'Esperia. In questo caso ce l'hanno con Torre Serra, che come spesso gli è successo in questo campionato è in panchina. Pilloso imposta su Lorenzi. Turella si fa vedere Pilloso, sul quale c'è Aprea, Foschini contro Iardella. Non ha spazio Foschini, ma prova la conclusione. Molto bravo Foschini. Molto bravo Foschini davvero. 36-29, 3-15, migliore in campo probabilmente proprio Nicola Foschini. Vivaio di Cantù come Zorzolo. Fallo di Pilloso su Stama. 36-29 per l'Esperia. E il secondo fallo di Stefano Pilloso. In lunetta c'è Stama. Realizza Stama. Sbaglia il secondo libero Stama. 36-30, 6 punti di vantaggio sempre per l'Esperia. Foschini. C'è molta pressione su Zeno, marcato da vicino da Stama. Lorenzi prova una conclusione direi un po' troppo forzata. L'esperia con questo piccolo vantaggio ha l'opportunità di amministrare senza fretta ogni pallone. Un po' troppo affrettata questa conclusione di Lorenzi in questo momento della partita. Stama contro Foschini. Errore ancora di Stama e c'è fallo sotto misura di Scaranzin su Lorenzi. È il secondo fallo di Scaranzin. Scaranzin lungo, ricorderete, nelle fine del Siena qualche tempo fa. In lunetta c'è Lorenzi. È stato forse l'unico domenica scorsa a non giocare una grande partita. L'Esperia si è espressa molto bene contro il Modena nel turno precedente. Lorenzi è apparso un po' sottotono, soprattutto nelle percentuali del tiro, anche se c'è da dire che si è dato molto da fare in difesa. 38-30, ancora 8 lunghezze di vantaggio per l'Esperia. Bocci continua a non cambiare quasi nulla nel suo quintetto, c'è stato solo l'avvicendamento tra Lai e Pilloso. C'è Iardella che va a realizzare. Si tiene la testa tra le mani Nicola Foschini. Il Iardella, mentre andava al tiro, lo ha colpito inavvertitamente. Iardella in lunetta. 38-32 per l'Esperia. 2-13 alla conclusione. Va a canestro Iardella. 38-33, azione da 3 punti per Iardella, che tiene in partita i suoi. Lotta tra Turella e Scaranzin, ruba palla a Foschini. Iardella contropiede, 2 contro 2. Fallo netto di Pilloso che ferma la corsa di Iardella, proiettato a canestro. Terzo fallo di Stefano Pilloso. Era fallo questo di Pilloso, inutili le proteste di Pilloso con l'arbitro Mellone, era nettamente fallo, infatti Bocci lo richiama subito in panchina. Rientra Pippo Lai.
Ancora Iardella in lunetta, sicuramente l'uomo più pericoloso del Roseto in questo frangente. Sono 4 i punti consecutivi messi a segno da Iardella negli ultimi secondi di gioco, 38-34. E diventano 5 i punti di Iardella, mentre sono 3 le lunghezze di vantaggio che l'Esperia conserva sul suo avversario. Lai, Foschini, Turella. Ancora Zeno. Sospensione di Zeno, errore, Turella, molto bene Turella. È confortante vedere Turella in queste condizioni. Tante volte l'abbiamo visto vittima di momenti di blackout, di paurose apatie. Turella oggi, come gli sta capitando in queste ultime settimane, ve l'ho già detto in precedenza, estrae i gomiti puntualmente, si fa vedere sotto misura, ha il senso della posizione, riesce a scivolare positivamente a canestro. 3 punti, azione da 3 punti per Turella, 41-35, ancora in quota l'Esperia. Iardella, bel movimento di Iardella che scarica su Marella, che però non trova il tempo, non trova lo spazio per tirare, e neppure adesso braccato da Lorenzi. La palla finisce fuori ed è del Roseto. 1:19 alla fine, 41-35 per l'Esperia. Rientra Malcangi, esce Scaranzin, che non è stato molto positivo. L'avranno potuto constatare anche gli amici di Roseto. Iardella, molto bravo Iardella, va in gancio, viene fermato fallosamente da Turella. Vediamo quanti falli ha commesso Turella, sono soltanto 2. A 1 minuto e 13 dalla fine del primo tempo, 2 falli di Turella ci possono anche stare, considerati i precedenti del giocatore esperino. Esce Marella, entra il numero 7 Pucci, alla sua prima apparizione stasera. Sbaglia Iardella, se si raffredda anche la mano di Iardella diventa un po' grigia per il Roseto. A canestro Iardella, 41-36, 1 minuto e 12 da giocare ancora in questo primo tempo. Ancora Lorenzi va a sbattere contro Pucci, vediamo la decisione arbitrale. C'è il primo fallo di Pucci e in lunetta c'è Lorenzi. A canestro Lorenzi, 42-36, l'Esperia riesce a conservare la lucidità per tenere a distanza il suo avversario. Ancora sull'Esperia, 43-36. Roseto con in campo Battistoni ed Aprea. Vedete le difficoltà del Roseto nel far circolare la sfera. Adesso trova un varco Pucci, però sbaglia malamente e può scattare il contropiede Esperino, molto felice questa sera. Foschini, molto bravo Foschini, sbaglia però la conclusione, rimedia a Lorenzi e l'Esperia si riprende 9 punti di vantaggio. Soddisfatto Bocci, ci pare, in panchina, applausi nei confronti dei suoi ragazzi, che in effetti stanno utilizzando al meglio le proprie armi tradizionali, cioè velocità, contropiede, soluzioni rapide. E molto temperamento. Io continuo a segnalare Foschini perché non appartiene alla vecchia guardia dell'Esperia e mi pare che Foschini sia quello che ha maggiormente capito come deve giocare l'Esperia. C'è fallo di Zeno e c'è un battibecco anche abbastanza vivace tra Battistoni e Lorenzi. Fa da pacere Lai, si lamenta Battistoni, mentre i tifosi rosetani se la prendono con Zeno, e insieme a Serra probabilmente il giocatore più conosciuto dalla grande platea nazionale. Battistoni in lunetta,
correggo parzialmente anche la precedente dichiarazione, cioè non soltanto Zeno e Serra, io segnalerei anche Lai tra i giocatori più conosciuti dal pubblico della penisola. Lorenzi va a tirare, ultima conclusione per l'Esperia, fallita. Il primo tempo finisce 45-38 per l'Esperia, che ha preso il comando della gara dopo circa 7-8 minuti del primo tempo ed è riuscito a conservare la lucidità per tenere lontano il suo avversario. Sentiamo l'opinione e le valutazioni di Carlo Varani dopo la fine di questo primo tempo. Roseto che ha qualche difficoltà, diciamo prima in cabina di regia, ma anche in lunghi oggi stanno faticando. Infatti il vostro coach Bertolassi ha avvicendato spesso i propri lunghi, c'è stato sempre spesso qualche modifica nella batteria dei centri. Sì, è stato il problema principale di quest'anno, si sta evidenziando e non poteva essere diversamente in questo spareggio. I lunghi purtroppo non sono andati, anche stasera sta alternando Marella e Scaranzin, ma mi sembra che uno sia peggio dell'altro in questa partita. Il Cagliari ha trovato un leader in Foschini che ha messo dentro 15 punti, sta facendo una partita veramente eccezionale, invece Roseto non riesce a trovare un leader nelle sue file. Iardella ha segnato 11 punti, però la maggioranza di essi su tiri liberi. Ecco, la differenza sta un pochino qua, anche nei tiri liberi c'è una buona differenza in tiri e realizzazioni. I 7 punti finali mi sembra che ci siano tutti. Ringrazio Carlo Varani, sono perfettamente d'accordo con lui. Ci sentiamo tra qualche minuto per il secondo tempo di Esperia Roseto. Secondo tempo di Esperia Roseto qui alla Palasport di Pistoia, Palasport dove gioca solitamente la Kleenex, impegnata nei play-out. Palla 2 che si ripete tra Turella e il numero 12 Malcangi del Roseto, punteggio 45-38 per l'Esperia. Palla per Michele Zeno sul quale c'è Battistoni. Là vediamo il dispositivo difensivo del Roseto che probabilmente ha modificato l'assetto, ora è a uomo, mentre nel primo tempo ha sempre difeso a zona, invece l'Esperia ha sempre scelto la marcatura individuale. Scivola bene a canestro Turella, movimento classico, si infortuna anche probabilmente Turella dopo questo errore offensivo, si tiene la caviglia, mentre può dall'altra parte provare la conclusione Marella. Ancora un errore di Marella. Sono stati molti nel primo tempo gli errori di Marella, per fortuna corretto a canestro per il Roseto il numero 12 Malcangi, probabilmente il lungo più positivo di Bertolassi nella prima frazione. C'è Turella che si fa massaggiare la caviglia, rientra in campo, non sembra particolarmente sofferente, riprende la sua posizione. 45-40 per l'Esperia, Esperia che ha preso il comando della partita dopo una decina di minuti grazie a 6 canestri consecutivi di Foschini, mentre c'è una penetrazione di Zeno non particolarmente brillante in fase offensiva nella prima frazione. Vi dicevo di Foschini, 6 canestri consecutivi intorno al decimo del primo tempo, contemporaneamente ai 3 falli collezionati dal play di Bertolassi a Prea, che è stato costretto ad avvicendarlo. Vi dicevo, questi elementi hanno contribuito, hanno favorito l'allungo dell'Esperia che ha sempre comandato la partita. Foschini il più positivo dell'Esperia nel primo tempo, errore per lui, ma c'è Turella che va a correggere a canestro. Foschini 15 punti nel primo tempo, 6 Zeno, sono 8 adesso nella ripresa, 2 Lai, 10 Turella, sono 12 adesso e 12 punti anche per Lorenzi. Nel Roseto 12 punti di Iardella, 5 di Aprea, 2 di Scaranzino, 8 Malcangi, 2 Battistoni, 7 Stama, 2 Marella. Battistoni, penetrazione centrale per lui, 49-42, 2 minuti di gioco nella ripresa. A uomo il Roseto, c'è Iardella su Foschini, Aprea su Lai, Battistoni su Zeno, Marella su Lorenzi, Malcangi su Turella. Lai prova la conclusione, non ha tirato molto Lai nel primo tempo, ha sempre preferito le penetrazioni o scaricare sui centri sotto misura, errore per lui. Può avvicinarsi il Roseto, Aprea contro Lai,
Malcangi che cerca di sfuggire a Turella, centralmente Marella, ancora un errore per Marella, ma c'è Malcangi che soffia il pallone a Turella. Turella protesta, dice che il pallone era finito fuori. Bocci lo incita a rimettere il pallone e a riprendere posizione. Molto sfortunato l'Esperia in questa circostanza. C'è Zeno che replica dalla parte opposta, non trova la conclusione. Bel tap-in prepotente di Lorenzi su Jardella. 51-44, superiori i lunghi dell'Esperia stasera nei confronti di quelli rosettani. Jardella contro Foschini, pallone finisce per Malcangi, scaricato per Aprea, cerca l'assolo, fallo di Turella. E questo è il terzo fallo di Turella probabilmente. Chiede il cambio Bocci, si scalda Pampana, viene richiamato in panchina proprio Massimo Turella. Terzo fallo di Turella, entra in campo Pampana, giocatore molto umile, molto concreto, un gregario capace di fornire spesso minuti qualità. Va su Malcangi, Aprea contro Lai. Battistoni controllato molto da vicino da Zeno, dalla parte opposta per Aprea ancora Battistoni, Marella, fallo del neoentrato Pampana. Molti falli, molto da fare per gli arbitri, non so se Varani ha un giudizio positivo sull'operato degli arbitri stasera. Ti dicevo prima della partita che con questi arbitri non è che Roseto abbia avuto dei buoni precedenti. Secondo me non hanno fischiato molto bene stasera, hanno lasciato passare delle azioni un po' fallose, ma io non dico da entrambe le parti. Ecco. Sì, un'opinione confermata anche dai colleghi che lavorano nel partello, chiaramente sono favoriti dalla posizione, vedono meglio quello che succede sotto canestro. Contropiede, Zeno 2 contro 3, vediamo cosa fa Zeno, si ferma, va a tirare, cerca il tabellone, forse avrebbe fatto meglio a cercare la penetrazione Zeno. Comunque 51-45 per l'Esperia, 4 minuti di gioco della ripresa, non molto positivo Zeno al tiro stasera. E vediamo infatti che c'è Pilloso che probabilmente sarà chiamato ad avvicendare proprio Michele Zeno. Aprea dai 6-25, errore. Marella conquista la palla, cincischia un po', sbaglia. Una vera maledizione quella che si è abbattuta su Marella stasera, mentre Zeno punisce e castiga gli errori dei rosettani. Vi dicevo di Marella, anche lui uomo temuto dall'Esperia, non fosse altro per i suoi precedenti nella spondilate. Marella estrae bene i gomiti, conquista palloni importanti, ma poi fa cilecca clamorosamente al momento del tiro. 53-45 per il Roseto, fallo di Zeno su Battistoni lanciato a canestro, ed è proprio Zeno che abbandona, come vi dicevo prima, il terreno di gioco. È addirittura il quarto fallo di Zeno che protesta contro gli arbitri. Partita di Zeno difficilmente non molto positiva. 4 falli per lui, c'è Pilloso in campo a far coppia con Lai. Jardella contro Foschini, cerca di liberarsi, Foschini lo tiene bene, c'è Pilloso che soffia palla all'ex giocatore di Bianchini. Foschini, Pampana, ancora fuori la palla per Lai. Pilloso. Lai, giustamente l'Esperia non forza la conclusione. Ha in capo due eccellenti portatori di palla e Lai però sciupa tutto facendosi rimbalzare la palla sul piede destro e favorisce il Roseto. Ancora palla per Aprea, sul quale si porta rapidamente Pilloso, scambia con Battistoni. Aprea si fa vedere Scaranzin, marcato d'anticipo da Lorenzi. Scaranzin è molto più alto di Lorenzi, prova la conclusione da 3. Battistoni va a canestro, non sono molte le conclusioni da 3 stasera dei due quintetti. Felice in questo caso l'iniziativa di Battistoni. 53-48, 6 minuti giocati in questa ripresa. Passi di Pilloso.
che ha provato a bruciare il suo avversario diretto Aprea. Si riavvicina il Roseto, si riscalda la tifoseria rosetana. 53-48 per l'Esperia, che mantiene il comando, ma la palla ora sarà del Roseto, che potrà riavvicinarsi agli avversari. Sentite il tifo dei rosetani, potete sentire Barani sulla tifoseria del Roseto, sempre così calda. Sì, è sempre così, a volte anche di più. Oggi è un giorno feriale, sono venuti già in tanti. Se fosse stato sabato o domenica penso che sarebbero stati almeno il doppio. Una valutazione sul campionato del Roseto. Si pensava a un certo punto della stagione che il Roseto fosse già tranquillamente salvo. C'è stata una flessione proprio nella parte finale che ha condannato il Roseto a disputare questi spareggi. Esatto, è un po' il contrario di quello che è successo al Cagliari, che sembrava spacciato, invece alla fine con 4 vittorie negli ultimi 5 incontri è tornato prepotentemente in corsa. Roseto ha avuto un anno disastroso sotto tutti gli aspetti, per infortuni, per problemi di rapporto tra giocatori, tra di loro. Con il tecnico c'è stato l'esonero di Sorgentone, un po' quello che è successo a Cagliari, anche se prima con l'arrivo di Bocci. Vedo che Barani, molto ben informato, ha detto cose molto giuste. Intanto il Roseto si è riavvicinato. 53-50 per l'Esperia e l'atmosfera si fa incandescente. Foschini perde palla malamente, cerca di recuperarla Lorenzi, ma la mantiene. Riesce a mantenere la palla il Roseto con Aprea. Iardella, canestro di Iardella che subisce anche fallo da Foschini. Clamorosa svolta della partita in questo decollo di ripresa. Terzo fallo di Foschini e Iardella ha la possibilità di impattare le sorti. Esce Lai, rientra Zeno. 7 minuti giocati, decollo di ripresa tutto rosetano, almeno per quanto riguarda questi ultimi secondi di gioco, ed eccolo qui l'aggancio del Roseto. 53 pari dopo 7 minuti, è rientrato in campo Zeno, è uscito Lai. È proprio Zeno che manovra palla. Pillosu, Lorenzi, prova il tiro Lorenzi, errore di Lorenzi, ma è Foschini che si fa perdonare gli errori di prima e va a correggere a canestro. Ancora Foschini, il più positivo dell'Esperia. 55-53 ancora per l'Esperia. Si è riportato in partita il Roseto grazie soprattutto a Iardella. Ancora un'acrobazia sotto misura di Battistoni. 55 pari. Ha ritrovato morale e fiducia il Roseto, mentre l'Esperia fatica un po' a contenere il rinnovato impeto della formazione abruzzese. Zeno che dovrebbe un attimino trovare il coraggio di imporre il proprio tasso tecnico, il proprio potenziale offensivo. Zeno si è un po' nascosto in questa partita. Ancora un cambio di Bocci, esce Pampana, rientra Turella, mentre c'è da segnalare il quarto fallo di Scaranzini. Infatti si scalda subito Marella. Foschini per Pillosu. Lorenzi, ancora posizione centrale per Lorenzi ed è un canestro per lui. 57-55. Appassionante testa a testa tra Esperia e Roseto. Il match si è infuocato in questa ripresa e vediamo che Bocci comincia a preoccuparsi un po', infatti sta cambiando un po' più spesso i dispositivi della squadra, soprattutto per quanto riguarda gli uomini in campo. Scaranzin solo, stoppata di Turella che recupera palla grazie anche a Pillosu. Contropiede dell'Esperia, Zeno che non affonda l'azione. Palla per Pillosu, mentre c'è Bertolassi che chiede minuto al tavolo. Foschini da 3. Brutto pallone di Foschini, ma c'è Lorenzi che riesce a recuperare il rimbalzo. Non servono queste conclusioni troppo precipitose, è meglio trovare tiri puliti, selezionare bene il tiro. Ci prova Pillosu, canestro di Pillosu da 3. Importantissimo canestro di Pillosu che riporta 5 punti l'Esperia, e questo è un canestro pesante di Stefano Pillosu.
Un canestro arrivato in un momento favorevole per il Roseto, che aveva ritrovato energie per riportarsi sotto dopo il dominio granata nel primo tempo. 60-55, ci sono da giocare 11 minuti e 20 secondi ancora in questa partita, tutto da giocare e direi anche tutto da gustare. È ritornato in campo Marella, ha dato il cambio a Scaranzini che ha 4 falli a carico e c'è Pillosu che cerca di contenere Aprea. Iardella da 3, si sta scaldando la mano di Iardella. D'altra parte questo è un giocatore di qualità, nessuna sorpresa. 60-58, soltanto 2 le lunghezze di vantaggio dell'Esperia. C'è ancora Marella che non riesce a contenere Turella. Vediamo quanti falli ha Marella. No, soltanto il primo fallo di Marella su Turella. Rimessa affidata a Foschini. Pillosu dentro per Turella, cerca Foschini. Infrazione ancora Esperina, probabilmente Foschini ha messo piede sulla linea e il Roseto ha ancora la possibilità di impattare le sorti di questa partita. Iardella trova molti spazi nella zona dell'Esperia, un po' di fortuna per lui. 60 pari. Pillosu ancora al tiro, Pillosu sbaglia e il Roseto ha la possibilità di sorpassare l'Esperia. C'è un fallo abbastanza misterioso fischiato a Turella, ci pare. Sì, è proprio così, è il quarto fallo di Massimo Turella. Molte complicazioni per il Granata e fa il suo ingresso sul terreno di gioco Zorzolo, dà il cambio a Foschini. 60 pari, Roseto ha la possibilità di sorpassare l'avversario, mentre Zorzolo è stato mandato in campo sul parquet da Bocci per cercare di contenere uno scatenato Iardella. C'è sfondo, abbastanza discutibile questa decisione dell'arbitro, uno sfondo fischiato a Iardella, secondo fallo per lui. Iardella ha cercato la soluzione di forza, ha cercato la penetrazione, ha cozzato il muro difensivo Esperino, ma forse non c'era sfondo. Zorzolo, Zeno, Lorenzi, eccolo qua Zorzolo, tipico questo movimento di Zorzolo, realizza Zorzolo, si fa vedere subito l'ex Canturino. 62-60 per l'Esperia. Battistoni, Aprea, ancora Battistoni, eccolo qui Battistoni, uomo in più in questa ripresa del Roseto, insieme a Iardella sta tenendo in partita la formazione di Bertolassi. 62 pari, 9 minuti e 11 secondi da giocare. Zorzolo, ancora Zorzolo, di forza Zorzolo, si intestardisce in questa sua azione offensiva, sprona i suoi molto bene Zorzolo, prepotente il suo ingresso in partita. Zorzolo che è andato a marcare Iardella, mista dell'Esperia, una box and one con Zorzolo su Iardella, l'uomo più pericoloso dello scacchiere di Bortolassi. Cerca spazio Battistoni, anche lui molto felice in questa ripresa. Dalla parte opposta Marella, passi di Marella, decisamente negativo Marella, qualche buona cosa sotto misura, molti errori però per lui e soprattutto infrazioni molto banali per un giocatore di mestiere come Marella. Zeno da 3, finalmente sfortuna per Esperia, sfortuna per Zeno, il pallone beffardo non finisce nella rettina e Iardella ha la possibilità di concludere. Tabellone e Marella completa il suo sfacelo. Vediamo, ah no, è solo il secondo fallo di Marella, mi sembravano di più le penalità a carico del giocatore rosetano. Sono dato 2 falli per Marella che ne sto combinando di tutti i colori.
vedo che anche Varani sia d'accordo con me, sorride amaramente Varani. Sì, una parte del campionato è stato molto importante per Roseto nella parte finale, poi è sceso proprio di schianto nelle ultime partite, stasera è proprio riconosciuto. Sì, sì, negativo, comunque il valore assoluto di questo giocatore non si discute, l'abbiamo ammirato in altre circostanze molto più positivo. Zorzolo questa volta commette passi, ha cercato di fotocopiare le azioni precedenti, non ci è riuscito. È incommiabile comunque il suo impegno. Zorzolo è un giocatore che difficilmente riesce a disciplinarsi. Qualcuno l'ha definito giocatore da oratorio, non è una stroncatura per lui, ma appunto vuole segnalare il suo impegno, il suo coraggio, la sua forza. E Battistoni stavolta non riesce a penetrare, si prende uno stoppone ed è Zorzolo che riesce a concludere. 6 punti determinanti consecutivi di Zorzolo in questo secondo tempo e forse è terminato il peggiore momento Granata, coinciso con l'allungo perentorio del Roseto che era riuscito a impattare. Iardella riesce a liberarsi dalle grinfie di Zorzolo e riesce a realizzare 19 punti complessivi per Iardella, uomo in più del Roseto. 66-64, Zeno ancora deficitario al tiro, Zeno 66-64, può ancora impattare il Roseto. Marella, Battistoni, erroraccio di Battistoni, contropiede puntuale lanciato da Lai, vediamo Zeno contro 3 giocatori del Roseto, scarica su Zorzolo e ancora un'infrazione di Zorzolo, ma anche Zeno potrebbe selezionare iniziative più concrete. Zeno segue Battistoni, Zorzolo, Iardella, ma la palla è su Marella, ancora Iardella contro Zorzolo, da fuori, errore di Iardella, difende la palla Zeno e Marella non riesce a conquistarla. Ancora l'Esperia ha possibilità di staccarsi, pallone importante nelle mani di Lai, anche se siamo ancora a 6 minuti dalla fine. Penetrazione vincente di Lai, questo è il miglior Lai, capace di battere sul tempo l'avversario diretto e di salire in cielo per depositare la palla a canestro. 68-64. 2 giocatori rosetani si scaldano, sono Scaranzin e Stama. Fallo netto di Lorenzi o di Zorzolo su Iardella. Stama appena entrato in campo su Iardella, perde palla Iardella ma la recupera Stama, si eleva, sbaglia, ma c'è Zeno latitante che avrebbe dovuto recuperare il pallone per innescare il contropiede, recupera palla a Prea e può ancora ricamare un'azione del Roseto. C'è Scaranzin contro Lorenzi, si fa vedere Stama, braccato da Lai, non ha spazio Stama, cerca di procurarselo, palla per Scaranzin, ancora fuori per Aprea. 7 secondi per tirare, Iardella ancora fermato fallosamente da Zorzolo. Zorzolo ha difficoltà a contenere Iardella, che ha ritrovato mano e iniziative. Il secondo fallo di Zorzolo, 5 minuti da giocare, 68-64 per l'Esperia, che faticosamente riesce a contenere il Roseto. Aprea, su quale c'è Zeno, che vorremmo vedere un pochino più motivato. Malcangi, errore, Zeno, rimbalzo, palla per Lai che preferisce non affondare, non elevare i ritmi. Lai ancora in penetrazione, difficile fermare Lai quando
trova lo spazio, il corridoio giusto per piazzare la penetrazione. 70-64, 6 punti di vantaggio, Brecchino costruito soprattutto da Pipollai. Ancora da 3 Aprea, non si dà per vinto il Roseto, ancora 3 punti di vantaggio per l'Esperia. Zorzolo, Turella, Lorenzi, prova la sospensione Lorenzi, fallo di Iardella, questa volta su Zorzolo. Applaude la decisione arbitrale Zorzolo. A rimbalzo Iardella ha spostato fallosamente Zorzolo, è il terzo fallo di Iardella e il Roseto deve stare attento a non perdere il suo uomo migliore, quel Iardella che ha contrassegnato la rimonta del Roseto in questa ripresa. Lai, Zeno, Lai sotto per Turella, Zeno al tiro, canestro di Zeno. Finalmente Zeno mette dentro una conclusione. 72-67, 3 minuti e 33 secondi alla fine, a lungo dell'Esperia. Vediamo come risponde il Roseto. Aprea, ho l'impressione che Aprea stia cercando l'assolo. Malcangi a canestro, Malcangi, forse c'era anche un fallo di Turella o forse c'erano anche passi. 72-69, sempre a contatto di gomito le due squadre. L'Esperia deve stare attenta a non perdere la bussola proprio ora. Zeno ha spazio, fallo di Stama su di lui. Cercava spazio Zeno per un tiro, per una penetrazione, ha commesso fallo su di lui Stama, mentre proprio Stama va in panchina avvicendato da Battistoni. Terzo fallo di Stama. Lai, Lorenzi ha spazio ma non tira, sotto c'è Zorzolo che riesce a conservare il pallone. Turella schiaccia ma il pallone esce fuori. Palla 2 sulla successiva conclusione di Turella. Malcangi è riuscito a stoppare il giocatore Granata. L'arbitro fischia palla 2, peccato per le precedenti conclusioni non felicemente finalizzate dall'Esperia. 72-69, 2:47 alla fine, salta Turella. Palla Esperina con Lorenzi, c'è Lai dai 6,25, canestro di Lai fondamentale. 75-69, canestro di Lai importantissimo nell'economia di questa partita. 75-69 per l'Esperia, 2 minuti e 30 da giocare. Malcangi contro Turella, non può fallire questo pallone il Roseto. Iardella, Battistoni, 6 secondi, prova da 3, Aprea va a realizzare, incredibile, si tiene in partita il Roseto ancora con Aprea da 3 punti. 2:05, Bertolassi chiede Minutio, 3 punti di vantaggio per l'Esperia. Lai cerca di una penetrazione, Zeno, si scontrano Scarrazzini e Turella. Lorenzi contro Malcangi, no, c'è sfondo di Turella probabilmente, comunque un fallo in attacco di Turella, sciagurato fallo in attacco di Turella, il quarto fallo di Massimo Turella. 75-72 per l'Esperia, che ha amministrato malissimo questa azione che poteva anche essere decisiva in questa partita. 3 punti di vantaggio sono ancora troppo pochi per sperare in una facile vittoria in questo finale arroventato. 1:52 alla fine, 75-72 per gli uomini di Bocci. Come va a finire, Varani? Magari si sapesse. 1 minuto e 52 ancora di gioco, tutto può succedere. Il Cagliari ha il vantaggio di avere 3 punti in più e Roseto ha questa gestione di palla, se la sfrutterà al meglio senz'altro rientrerà in partita e se la giocherà fino alla fine. Certo, risultato ancora scritto soltanto nelle stelle. Rientrano sul terreno di gioco i giocatori, la palla è azzurra, la palla è rosetana. Si incarica della rimessa
Aprea, che con alcune conclusioni da fuori, con alcune bombe, ha tenuto in partita miracolosamente il Roseto. Vediamo come amministrerà la palla, come amministrerà questa azione il Roseto. Iardella, sul quale c'è Foschini ed è uscito Zorzolo, c'è Foschini su Iardella. Sotto per Battistoni, ancora fuori per Aprea. Battistoni controllato da Zeno, prova a scivolare dentro Battistoni, la palla è dell'Esperia, la butta via Lorenzi. La butta via Lorenzi, due uomini granata sulla palla, Lorenzi e Turella. Lorenzi butta via la palla quando sono da giocare ancora 1 minuto e 23. Foschini non dà tregua a Iardella, che è l'uomo più cercato dai suoi. Eccolo qui Iardella, prova la conclusione, un punto di vantaggio soltanto per l'Esperia quando mancano 1 minuto e 11 secondi alla fine. Inutile dirvi, amici di Vittorino, amici di Antenna 1, quanto sia importante questo pallone che sta giocando live. Zeno, 57 secondi alla fine, un punto di vantaggio per l'Esperia. Foschini sotto per Turella, Turella pasticcia ma c'è fallo di Scaranzin. Turella ha cercato un'improbabile conclusione, stretto nella morsa di 3 avversari, ha comunque trovato il fallo di Scaranzin, che deve uscire per raggiunto limite di falli, 5 falli per lui. Rientra Marella, in lunetta c'è Turella, deve gestire un pallone bollente. Non vorremmo essere nei panni di Turella in questo momento. 49 secondi, la salvezza è sicuramente nelle sue mani, la salvezza dell'Esperia. Canestro Turella, sono 2 i punti di vantaggio per l'Esperia, 49 secondi alla fine. Sbaglia il secondo libero Turella e ora il Roseto ha la possibilità di agganciare l'Esperia, addirittura di superarla. Iardella contro Foschini e riesce a scippare il pallone. Foschini a Iardella, lanciato canestro a 36 secondi, grande Foschini. Errore di Iardella, Foschini a palla, ha su di lui Aprea, deve liberarsi del pallone, Turella, fallo di Malcanci e a questo punto la partita è nelle mani dell'Esperia, anche perché c'è un tecnico fischiato dall'arbitro a Marella probabilmente, che arriva al quarto fallo, commette anche tecnico, quindi l'Esperia ha la partita in mano, può soltanto buttarla via. L'Esperia deve ringraziare Foschini, che a parte tutte le ottime cose che ha fatto nel resto della partita, ha rubato questo pallone a Roseto con l'iniziativa di Iardella. Foschini ha scippato palla, si è innescato il contropiede e ora Zeno ha in mano la palla che può dare la vittoria all'Esperia. Sono 3 ora i punti di vantaggio per l'Esperia, possono diventare 4 con questo secondo libero. Zeno per fortuna ha la freddezza per realizzare 2 liberi che possono voler dire vittoria. 4 punti per l'Esperia, va subito al tiro Battistoni e ora un tiro da 3, un punto solo per l'Esperia, sono 12 secondi da giocare. L'Esperia può amministrare palla, Turella, Zeno, c'è Foschini nell'angolo ma Zeno gli dà palla ora. 4 secondi alla fine di questa partita palpitante, un punto di vantaggio per l'Esperia, c'è fallo su Foschini, rimessa per l'Esperia. Bocci dà disposizioni, 4 secondi alla fine, sarebbe un delitto farsi scippare la partita proprio ora. Foschini dà palla a Zeno, 3, 2, 1, c'è fallo di Marella intenzionale. L'Esperia ha vinto la partita, esultano i pochi tifosi granata, esultano i giocatori in campo. 78 a 77, un secondo da giocare, vola qualcosa in campo, Lorenzi si copre la testa, corre verso la sua panchina e Zeno realizza il 79esimo punto della sua squadra, 2 punti di vantaggio, potrebbe evitare queste scene. Zeno le ha fatte anche a Cagliari in molte circostanze. 79 a 77, 2 punti di vantaggio, è opportuno non aizzare gli animi già infuocati dei tifosi rosetani.
un secondo, Zeno ancora a tiro, sbaglia, 2 punti di vantaggio, 79-77. L'Esperia vince il primo match, spareggio per restare in B1, 79-77 su Roseto, mentre volano monete in campo, vittoria. Qualsiasi altra considerazione forse l'Esperia ha meritato. Sì, indubbiamente ha condotto per gran parte dell'incontro e Roseto ha avuto la possibilità nel finale di ribaltare questa situazione, purtroppo non ci è riuscita. Comunque penso che la vittoria del Cagliari sia assolutamente meritata. Roseto è mancato, è un po' in quello che si temeva nel settore lunghi e ha pagato chiaramente per questo. Grazie a Varani per la sua sportività, io saluto anche gli amici di Antenna 1, auguro naturalmente le migliori fortune a Roseto che ha ancora la possibilità di salvarsi. L'Esperia invece domani giocherà con il Bergamo il secondo match spareggio e ci sono buone prospettive sicuramente. Oggi l'Esperia ha giocato una buona partita, ha giocato molto bene in velocità, ha espresso una buona intensità difensiva, ha avuto qualche uomo molto importante, molto in palla. Io sottolineerei soprattutto Nicola Foschini, che è stato determinante anche nel finale di gara. Io ringrazio Alberto Chicca che ha curato la regia di questa telecronaca, grazie per l'attenzione, ci sentiremo naturalmente per il match con il Bergamo. Buonasera a tutti.